scrive da una carta da lettere bianca, dice che sono uno stronzo di prima categoria e le rispondo la colpa non è mia, colpa di Beatrice che a sua volta mi scrive da una carta da lettere gialla e dice che sono un materialista. Chiara mi ha fatto una lista dei difetti che ho, mia madre dice invece che non ne ho, che non ne ho. Guarda, non sono certo uno con cui fare la guerra, capisco che il progetto da ferito e io non sono più nato, non sarò mai un avvocato, tanto meno tuo amico, vabbè. Ho capito, ma quello che ti dico non vuole essere un'offesa, al contrario, vedi, è solo una difesa, vedi. Tu se non ti parli fai l'offesa, vedi, le mani. Poesie scritte da donne che erano mie ma le ho già lasciate, ancora innamorate di ciò che sento che non è le loro vite latte. Sono innamorate puoi correre di rimanere da palate in una delle loro ragnatele, mese dopo mese diventerei fedele, tanto non ci crede più nessuno alla favola di donne chiuse in casa. No, è solo l'invenzione, le donne le ho capite perché sono come loro, non più sensibile ma pure capriccioso. Passare le giornate insieme a loro non mi interessa avere un uomo, gelosie, tradimenti, ma quale? Notti col coltello in mezzo ai denti. E nelle montagne le belle signorine si fanno corteggiare come fanno le bambine, altre fanno uso di parole come figlie, c'è chi le corteggia come dolce meraviglie, ma io mi sono arreso curando queste mani. Gli uomini e le donne sono uguali, sono uguali, gli uomini e le donne sono uguali, gli uomini e le donne sono uguali, gli uomini e le donne sono fantasia, milioni di pensieri e l'unica certezza è che non sono nato ieri, quindi l'unica vita qui andati uomini felici, uomini che strani ci siamo per quello che vogliamo, giochiamo con le sue presenze poi ci lamentiamo, viviamo per tutta salute e non la promettiamo, capisco se una donna si rivela il capitano, ma va bene, giochiamo ad armi pari, gli uomini e le donne sono uguali, sono uguali, gli uomini e le donne sono uguali, gli uomini e le donne sono uguali, gli uomini e le donne sono uguali. That's right. Alla chitarra elettrica, Mr. Andrea Morelli. On the drum, Mr. Andrea Fontana. Al pianoforte, questa notte per voi, Bruno Zucchetti. Dal Sudafrica, direttamente dal Sudafrica, il nostro nuovo trombettista, Mr. Andrea Giuffredi.
Devo dire che essere un cantante bolognese è una cosa un po' particolare. Perché è particolare? Perché Bologna è un posto in cui se tu fai il cantante e vai a prendere il Carlino, per dire, la mattina, no? Ti avvicini all'edicola e il Carlino molto gentilmente, e quando te lo danno indietro ti dicono: oh, ti seguo, poi stai attento che continua così, Non ho capito se è una minaccia, comunque io sì, promesso, te lo prometto. E comunque c'è tanta gente, perché c'è questa simpatia meravigliosa del nostro popolo, del mio popolo, che permette di parlare un sacco, di dare un mucchio di consigli. Oh, ti ho visto, sta attento, Bella l'ultima, ma la più bella è quando sei lì che ci dai come un matto e sei in piena promozione, ti capita, ballo, che esce il disco in tutte le radio, va tutto bene, e il passante dice: ma fai più niente? Hai smesso? Ma succede solo qua, ed è questo il motivo per cui è bello vivere qui. È bello vivere qui perché è facile essere normali qui a Bologna, e tra le tante cose che succedono ogni giorno, tra le tante informazioni che ti vengono proposte tutti i giorni, c'è anche internet, ovviamente, che non è solo di Bologna, è di tutti. Io ho letto una statistica ultimamente, lo sto raccontando perché fa ridere, almeno io non l'ho capita. Praticamente, Paolo, devi sapere che da quest'anno, statisticamente, Spotify ci ha informato che sono più gli uomini che ci seguono rispetto alle donne. E io devo dire che ci sono rimasto malissimo di questa cosa. Sono rimasto male perché già c'ero rimasto male. No, ma è vero, guarda quanto barco che ci sono. Già c'ero rimasto male ai tempi dei Lunamob, circa 16 anni fa, quando siamo usciti, e tutti a dire brutti, cattivi, e il gruppo per le ragazzine, come se io non avessi voluto. Cioè, io volevo un gruppo per le ragazzine. Perché questo razzismo verso chi vuole un mucchio di ragazzi ai concerti? Non l'ho mai capito. Vabbè, io li lasciamo parlare. Ma oggi siamo arrivati che ci sono più uomini che donne, no? Allora io devo recuperare assolutamente il terreno perduto, perché questa cosa non va assolutamente bene. Mica sami di FIBA, voglio dire. E quindi la prossima canzone, ovviamente, è soltanto per le ladies. Se chiude gli occhi vede il mare, senta da lontano, una come te, ha una valigia per le scarpe, oh, ti sembra un aeroplano, una come te, non si avvicina per ballare, guarda da lontano, una come te, se corre in ciampa ma non cade, tieni la tua mano, una come te, una rosa può morire, solo perché ancora non sa togliere le spine, una come te, a me mi piace da morire.
scherziamo? Una come te. Una come te, la porti al cinema d'estate, ma dorme sul finale. Una come te, sotto un temporale. Una come te, come una rondine d'aprile, vola solo qua, ma un orizzonte da seguire. Una come te, a me mi piace Napoli. Gli uomini da fuori. Sono unici, non sono uomini. Comunque hanno ragione, erano di più. Una come te, un gatto sopra il letto, un uomo nudo ad aspettare, ovviamente io. Una come te, il vento che le soffia dentro non la può spostare. Una come me non la può dimenticare. Una come te,